E ora c'è Billy, la nostra rubrica dedicata alla lettura. Buona domenica e buona Pasqua da Billy. Due vite che si intrecciano lungo lo stretto di Messina, con la forza della speranza. Il 28 dicembre del 1908 è l'alba del disastro. I messinesi e i reggini si sono svegliati con due città completamente distrutte, rase al suolo dal più grande terremoto della storia d'Europa. Cosa significa nella vita dei due protagonisti? Un grande cambiamento, ma anche una bellissima opportunità di rinnovamento. Strano, ma dentro tanto buio c'è anche un po' di luce. Lui e lei dalla distruzione alla ricostruzione come emotivamente? Con la reinvenzione di un nuovo cognome, di una nuova vita e di un futuro che non sembrava possibile e invece arriva. Una storia familiare e di libertà nella Roma della nascente Resistenza. Roma 1943, la scelta dei protagonisti è una scelta di vita. È una scelta obbligata, è una famiglia di un quartiere popolare di Roma, il papà fascistissimo, usciere in un'agenzia di stampa, il figlio antifascista, la figlia che ha 14 anni e che comincia a capire la vita e la madre che cerca di cucire ciò che si sta slabbrando sotto i colpi dei bombardamenti e della caduta del regime. Quindi è l'idea di come la grande storia fa irruzione nella vita di una famiglia, come accadde allora quando tutto cambiò nel giro di 6 giorni rispetto ai 20 anni precedenti. Come conciliare l'amore per la libertà con l'amore per la famiglia? Verrebbe da dire che dovrebbero essere la stessa cosa, che la famiglia dovrebbe essere il luogo delle libertà, ma in questo caso, nel caso del romanzo, la libertà divide la famiglia, l'amore per la libertà divide un padre e un figlio e quindi agisce, come succede, lo vediamo in questi giorni in Ucraina, la storia agisce come una lama che taglia persino i rapporti più forti, più grandi e più importanti. Un mito protagonista dell'arte moderna, nel racconto a fumetti di Sara Colaone. Georgia O'Keeffe, Amazzone dell'arte moderna, è una biografia che mi ha dato un enorme piacere nel disegnarla perché è un lavoro su una grandissima pittrice americana, una donna vissuta a 90 anni che ha sconvolto tutta l'arte mondiale con un atteggiamento estremamente rigoroso e di grandissima forza personale, spirituale e artistica. Georgia O'Keeffe ha passato molta parte della sua vita ad affrancarsi da un rapporto complesso, il rapporto con il marito e pigmalione Alfred Stieglitz, grande fotografo americano che lanciò la fotosecessione, un tipo di fotografia che raccontava come la foto fosse anche arte. Viveva dunque in un ambiente artistico, quello newyorkese e poi del Nuovo Messico, di grande fermento, negli anni 10-20, con grandi amori, grandi promiscuità e grandi rapporti che fiorirono nella sua arte in maniera eccezionale. Georgia fu l'artefice di un movimento che le permise di prendere quello che era il meglio dell'arte europea e americana e trasformarla in una formula assolutamente personale di arte pura, tesa verso una dimensione del racconto attraverso l'arte che fosse essenziale e che raggiungesse un culmine eccezionale. Fresco di stampa, la storia di un grande fotografo, Stanley Green. I suoi scatti testimoniano il passaggio d'epoca, la caduta del muro di Berlino. Un libro in cui il fumetto e le foto ci regalano un racconto appassionante, la missione di un fotoreporter. L'appuntamento con Billy è a domenica prossima.